Ferragosto a Padova uguale spettacolo pirotecnico in Prato della Valle, un appuntamento che si rinnova di anno in anno e anche per quest'estate è stato confermato con i tradizionali fuochi d'artificio accompagnati dalla musica. Siamo al lavoro per un'altra grande edizione del Ferragosto a Padova. Andremo a confermare questa soluzione sperimentata negli ultimi 2 anni, molto positiva, con un grande spettacolo pirotecnico accompagnato anche dalla musica, ma senza deflagrazioni e impatto acustico, questo anche per tutelare l'ambiente, in particolare gli animali domestici, anche quelli selvatici che sono presenti in città. L'assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Bressa è al lavoro per ultimare i dettagli dello spettacolo, una pioggia di colori che illumina la notte ferragostana padovana e attira migliaia di cittadini e anche di turisti. L'appuntamento sarà quindi ovviamente il 15 agosto con una partenza musicale, avremo anche degli ospiti che potremo rivelare nel corso delle prossime settimane e poi l'appuntamento, quello più sentito, è proprio quello dello spettacolo piromusicale. Sono tanti padovani che, sapendo di questo evento, scelgono di stare in città e poi soprattutto ci sono tanti turisti che sempre di più scelgono Padova.